4 disegni di legge predisposti d'urgenza dalla Giunta di Governo per rimediare all'impugnativa del Commissario dello Stato di 82 norme della finanziaria. 4 proposte che sono andate al vaglio della Commissione Bilancio prima di essere portate in aula. Sala d'Ercole ha solo 3 giorni di tempo per licenziare la nuova formulazione degli articoli della manovra cassati dal Commissario, e mentre Cracolici prova a rasserenare gli animi asserendo che non c'è pericolo di scioglimento del Parlamento perché il bilancio è stato approvato e dal punto di vista della sostenibilità e operativo, con ogni probabilità l'Aula, attraverso un ordine del giorno, autorizzerà il Governo a pubblicare bilancio e finanziaria senza le parti impugnate. Ma il nodo principale da sciogliere riguarda i 192 milioni dell'accantonamento negativo, su cui potrebbe arrivare una decisa e netta sforbiciata particolarmente dolorosa. Potrebbero saltare infatti 75 milioni di euro destinati ai comuni, con conseguente stop per i 22.000 precari, i fondi per i trasporti e le isole minori ed i 12 milioni congelati per la tabella H, e proprio i contributi ad associazione ed enti sono entrati nel mirino dell'opposizione con la proposta avanzata da Fabio Mancuso del PDL di abolirla, ipotesi subito stoppata dal presidente dell'Ars Cascio, che sottolinea come i fondi di quest'anno siano stati tagliati di molto e che tra gli enti beneficiari ci sono le associazioni dei disabili, le società sportive di grandi teatri, che con la riduzione avranno già problemi a pagare il personale. Tesi avvalorata da Cracolici, per il quale i soldi della tabella H rappresentano una quota minuscola del bilancio e sono destinati anche ad associazioni di grande valore sociale e culturale. Preoccupa meno il mutuo da 558 milioni bocciato dal commissario, perché qui si tratta di specificare gli investimenti per lo sviluppo che verranno effettuati, cosa che è prevista in uno dei 4 disegni di legge pronti per l'Aula. Malgrado Governo ed Assemblea si siano messi immediatamente al lavoro, la tensione resta però alta, con uno scambio di battute al vetriolo fra il governatore Lombardo e il presidente dell'Assemblea Cascio. Quest'ultimo aveva parlato di evidenti contraddizioni nella stesura della finanziaria da parte della Giunta, parole che non sono piaciute a Lombardo, che ha sottolineato la scarsa imparzialità del presidente dell'Ars. Secca la replica di Cascio, che parla di reazione che manifesta nervosismo. Se davvero non fossi stato imparziale, ha detto Cascio, in questi anni il governo lombardo sarebbe caduto in aula 40 volte. E Cracolici lancia una frecciata al commissario dello Stato. In alcuni casi la sua impugnativa non mi ha convinto, spiega. Troppo spesso Aronica ha usato nell'impugnare le norme la categoria dell'irragionevolezza. Secondo Cracolici è necessario che in futuro ci sia un maggiore equilibrio tra il ruolo dell'Assemblea regionale e quella del commissario. Debbono avere confini ben definiti, altrimenti, avverte Cracolici, c'è il rischio che la Sicilia venga governata dal commissario dello Stato.